Bonacce da rapidere che saponare roba vecchia H e pezzi a causa po Capez e causa pure. Lo sapete cosa vuol dire questo antico detto napoletano? E da chi era usato? Lo avete usato qualche volta nella vostra vita o forse l'avete sentito dire da qualcuno, ma non lo sapete bene, vero? Da dove deriva? Statemi a sentire, vi dico tutte cose. Innanzitutto bisogna dire che era un modo di dire usato in origine proprio dagli antenati degli antiquari napoletani. Poi vi dirò da chi, non me ne andate, non me ne andate. Allora, il detto ca e pezza e ca o sapone letteralmente significa qui gli stracci e qui il sapone, cioè in una vendita significa che il pagamento non può essere posticipato, deve essere immediato. Ecco, questo detto riporta ad un personaggio storico della tradizione napoletana, Osapunara, il saponaio, ecco, l'antenato dei vecchi antiquari napoletani, quelli vecchi vecchi, vecchi di una generazione o due generazioni fa che ho conosciuto io, o nascevano come saponari nella loro attività o avevano un loro diretto genitore che faceva usapunare. Ma chi era sto sapunare? Lo saponare era un rigattiere ambulante che andava in giro raccogliendo abiti e oggetti usati, barattandoli in tempi più antichi con sapone artigianale, con il sapone. È tra i mestieri più antichi di Napoli, è un mestiere che oggi ormai è estinto. Per capire quando è nata questa figura, pensate un poco, bisogna risalire al 400, quando i monaci olivetani producevano un sapone con il quale compravano semplicemente mobilio per il proprio convento, il convento che stava a Napoli, in via Monte Oliveto, nei pressi di Piazza del Gesù, di fronte alla chiesa di Sant'Anna dei Lombardi. Il sapone che producevano era di una elevata qualità, era simile al sapone di Marsiglia con il quale barattavano con i falegnami, con gli artigiani, il loro lavoro, qualche mobilio, eccetera. I falegnami e questi artigiani, a loro volta che venivano pagati con il sapone, cedevano questo sapone a queste figure, a questi rigattieri ambulanti, in cambio di stracci di lino che usavano per la lucidatura dei mobili. Questi personaggi lo rivendevano poi con la forma del baratto, traendone guadagno. Chi praticava questa attività era apostrofato come una persona senza alcuna competenza ed era preso in giro dagli artigiani. In realtà erano abili commercianti, barattavano col sapone di tutto, vendevano sapone alle massaie ed in cambio quest'ultimo barattavano con i loro vestiti malandati, oggetti di casa che non si usavano più, scarpe vecchie e soprattutto mappine, cosiddette mappine, stracci, pezze. Il saponaro quindi assurge alla figura di addetto al riciclo, da qui il famoso detto a cae pez e caus sapone, ad intendere un equo baratto. Fino a qualche decennio fa Usapunare girava ancora per le strade e i vicoli di Napoli, indossando spesso gli stracci che vendeva e su una spalla che teneva sto sacco di juta contenente la merce da vendere e avuta in pagamento.
Ma il fatto che era per strada, che aveva a che fare con gente di tutti i tipi, non poteva esimersi da rendersi teatrale nella sua attività. Era una maschera che univa la necessità di guadagnarsi il pane quotidiano alla teatralità che caratterizzava il suo personaggio. Pensate che la figura Rosa Punare è stata inserita anche da Edoardo in una delle sue famose commedie, Gennaro Nero, ve la ricordate? Se non ve la ricordate andatevela a rivedere, è bellissima, dove la presenza di Rosa Punare aggiunge un tocco di umorismo e realismo alla storia. Usapunar, l'antenato dell'antiquario napoletano, era una delle figure più popolari del folklore partenopeo e quando passava e arriva voce, arriva così. Signor, a calate, cari mano non ci vede, Usapunar, roba vecchia, stiamo a casa, signor, boragge. A rapire orecchie, sapunare roba vecchia. A e pezzi e a causa sapore, d'estate va buona.